Con grande soddisfazione per i numeri raggiunti, Confservizi Veneto Friuli Venezia Giulia ha approvato giovedì mattina, in occasione dell'assemblea dei soci, il bilancio consuntivo per il 2023. Un traguardo importante che ha nel valore della produzione il suo dato più significativo: 500.000 euro per questa realtà nata nel 1972 e che associa le imprese di gestione dei servizi di proprietà degli enti locali e a capitale pubblico-privato nell'area territoriale del Veneto. Stiamo accogliendo veramente tutte le multi-utility di Veneto, Friuli e Venezia Giulia di proprietà degli enti locali. Il nostro mondo, il mondo Confservizi, quindi Utilitalia e Astra, è un mondo vocato per le società che erogano servizi pubblici e che sono di proprietà degli enti locali. Negli anni ci siamo focalizzati sulla formazione, noi siamo polo universitario di Nettuno, forniamo qualche centinaio di laureati ogni anno che sono quasi tutti dipendenti o degli enti o delle nostre società, e quindi questo è un valore aggiunto che portiamo nel territorio. In occasione dell'assemblea dei soci, Confservizi Veneto Friuli Venezia Giulia ha organizzato, in collaborazione con AGSM e AIM, un evento di approfondimento sui temi della sostenibilità e delle opportunità strategiche ad esse connesse per le multi-utilities. Oggi, come non mai, questo tema determina l'agenda quotidiana delle società, dai trasporti alla raccolta dei rifiuti, dalla gestione del servizio del verde pubblico al servizio idrico integrato, arrivando all'energia. In linea con le sfide di rilancio previste dal New Green Deal europeo e con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, molte aziende associate a Confservizi Veneto Friuli Venezia Giulia hanno da tempo intrapreso la strada della sostenibilità, credendo fortemente nell'integrazione dei criteri economici, ambientali e sociali. Oggi avere delle realtà come GSM, ma come anche tutte le associate, che poi mettono a terra attività di sostenibilità, vuol dire creare una qualità, e quindi per i cittadini vuol dire anche dare la possibilità di essere orgogliosi di vivere in realtà dove l'attività dell'ambiente, noi sappiamo quanto è importante l'ambiente, quanto testimonia, quanto fa la qualità l'ambiente. Parlare oggi di ESG, di sostenibilità, in un momento come questo di grande fermento, penso che sia un aspetto importante. Le utilities hanno un ruolo importante nei loro territori perché tengono insieme l'efficienza che bisogna avere, perché devi dare ai tuoi cittadini prodotti e servizi a prezzi convenienti, e dall'altro lato tenere conto anche delle dinamiche territoriali, essere vicini al territorio, capire quali possono essere eventuali punti di debolezza. Altri temi affrontati durante l'incontro sono state le comunità energetiche per lo sviluppo dei territori, la finanza a supporto della transizione energetica e la valutazione di impatto del percorso di transizione.